Faccio bene a ricordare, a ricostruire. Più lo faccio e più riesco a vedere il ragazzo che ero, e vederlo vale molto più del saperlo, per me che sto cercando di dirlo. Certo, ci sono espressioni particolarmente felici che in una riga dicono e fanno vedere tutto, per esempio quella che Thomas Hardy utilizza all'inizio di Tess dei d'Aberville per definire la sua protagonista. In quel momento della sua vita, dice, era solo un vaso colmo di emozioni non ancora colorato dall'esperienza. E che verbo formidabile utilizza, untinctured, che significa non colorato, ma anche non scalfito, senza che si debba per forza scegliere tra l'uno e l'altro come accade quando si deve tradurlo in italiano. Perché è vero, è così, e non esiste un modo migliore per dirlo. Quando piomba su quel vaso, l'esperienza lo colora, ma anche lo intacca, lo incrina. Ed è vero, anch'io ero così. Ero come Tess d'Aberfield. Quello che avete ascoltato è un brano tratto dal nuovo e molto atteso romanzo di Sandro Veronesi, Settembre Nero. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Ai meno giovani o ai meglio informati questo nome ricorderà qualcosa. Settembre Nero. Così si chiamava l'organizzazione terroristica palestinese che durante le Olimpiadi dell'estate del 72, che si tenevano a Monaco di Baviera, prese in ostaggio la delegazione degli atleti israeliani. Alla fine, 24 ore dopo più o meno, morirono in 17, tra appunto atleti israeliani, terroristi e anche un poliziotto tedesco. Ma per Gigio Bellandi, che ha 12 anni ed è in vacanze in Versilia, la data di quell'eccidio coincide con un altro evento che cambia il corso della sua vita. Non diremo qui che cosa succede e mi sembra non sia neanche così importante. Quello che è importante è tutto nelle pagine che vengono prima, nei giorni di quell'estate in cui Gigio si trasforma e da bambino diventa un ragazzo. Sandro, ti chiederei di raccontarci tu brevemente chi sono i personaggi di questa storia. C'è una sorella molto saggia, una madre irlandese coi capelli fiammeggianti, il papà che è un po' l'eroe di Gigio, che è un avvocato e velista, e poi c'è Esther Raimondi, la vicina d'ombrellone. Sono, come nuclei familiari, sono due nuclei tipo della villeggiatura degli anni 70, ma c'è qualche cosa invece di anomalo. Intanto, per cominciare, la mamma irlandese, con i capelli fiammeggianti, e le famiglie miste all'epoca di stranieri e italiani insieme non erano molto frequenti, e soprattutto non nel paese dove vive lui. Lui viene da Vinci e poi va in vacanza lì in Versilia, a Marina di Pietrasanta. Ma ancora più anomala è questa vicinanza con l'ombrellone dei Raimondi, che è una famiglia, il padre è un marmista, è un industriale ricco, e quindi è una delle famiglie più in vista di Marina di Pietrasanta, di Fiumetto, che risiede lì tutto l'anno, perché la madre è etiope e dunque nera, e la figlia è mista, E questo ragazzino, che ha visto quasi nulla del mondo perché ha 12 anni, vissuti in paese, però è molto orgoglioso, per esempio, di non condividere quegli sguardi che nota negli altri e che all'epoca non sa decifrare, ma ora che racconta da grande sì e come se lo sa, che sono colmi anche di razzismo, o comunque di desiderio, o comunque a volte anche di stupore nel vedere questa donna nera sotto l'ombrellone assieme alle famiglie italiane del boom economico, perché quello effettivamente era molto molto raro. Forse non esisteva persone di colore in Italia in quegli anni, erano forse i preti a Roma e pochissime altre persone. Però c'erano per esempio come Lascito, come coda del periodo coloniale, dei somali, degli etiopi, degli eritrei, che si erano trasferiti a vivere in Italia. Evidentemente questa signora Raimondi è una di esse.
E quindi c'è questa anomalia per cui questo ragazzino, che è nella retroguardia del nostro paese, perché è ancora un bimbo, perché vive in paese, in realtà è avanti. È avanti perché non si stupisce di ciò che stupisce tutte le altre persone. E sarà ancora più avanti quando scoprirà che agli occhi di questa ragazzina, che è più grande di lui, che è più sveglia di lui e che a lui piace tantissimo, lui presenta una attrattiva che non sapeva d'avere. È bilingue, perché effettivamente sua madre è irlandese e gli ha raccontato tutte le fiabe da piccolo in inglese, e quella è la madrelingua. E in quel periodo lì una ragazzina sveglia che ascolta la musica di David Bowie, che legge i romanzi in originale, e avere un vicino d'ombrellone, un ragazzo che parla l'inglese come l'italiano, la entusiasma, e quindi si trova anche lì, per semplice collocazione dell'ombrellone, ad avere per la prima volta consapevolezza di valere qualcosa al di là del nido nel quale si è sempre concepito, della famiglia, il padre, la madre, la sorellina. E la storia è proprio questa, della sua fioritura nell'arco di poche settimane, e poi quell'evento che interviene a spazzare via tutto. Ecco, anticipo una domanda che sarebbe arrivata dopo, perché ha introdotto subito questo elemento dell'esotico. Ecco, che funzione ha questa esoticità nella storia, questo diverso che tu introduci di una storia che altrimenti sarebbe molto molto italiana? In realtà poco, perché appunto per Gigio Bellandi non c'è nessun esotismo. Lui ce l'ha sempre avuto accanto d'ombrellone. La mamma ce l'ha sempre avuta, irlandese. È il fatto che si accorge di essersi accorto negli anni, senza farci molto caso, che sia la sua madre, sia poi la famiglia Raimondi sono oggetto di un'attenzione che dipinge questo ambiente nel quale lui si sente a casa, perché la villeggiatura, gli amici, eccetera, in maniera abbastanza precisa. Persone che il diverso lo guardano con ferocia, a volte con violenza, oppure anche solo con concupiscenza. Cioè si scopre, come dicevo prima, più avanti degli altri. Però a lui il fatto che questa ragazzina sia mulatta, diciamo, non viene neanche detto. È lui che racconta, ma per lui fanno impressione le treccine, sia della madre sia della figlia, ma quelle sono cose di acconciatura, non naturali. Anzi, quello che ha i riccioli naturali, che entusiasma loro due, la madre e la figlia, è lui. È lui perché in quell'inverno, a sorpresa, come prodromo di ciò che gli capiterà per cambiargli la vita, gli si sono arricciati i capelli, e lui ha provato un po' a combatterla questa cosa, perché per lui non gli piaceva, ma poi l'ha dovuta accettare. Quello che ha, diciamo, la caratteristica naturale, anche questa è una cosa che lo sorprende, che delle persone con i capelli così belli vogliano toccare i suoi perché l'hanno sempre visto senza. Lo sorprende e gli fa scoprire anche lì di avere un io, di avere un ego, perché lui non lo sapeva di avercelo, era un bambino. Ci sono degli elementi che determinano il passaggio di stato di Gigio, da bambino a ragazzo. Uno è innamorarsi, o perlomeno rendersi conto di esserlo. Lui lo era già, ma non lo sapeva. Il secondo è accorgersi che i genitori non sono le persone che i bambini pensano e idealizzano. Quale di queste due cose ti sembra più dirompente nella storia di Gigio? E ti chiedo anche nella tua di bambino, qual è stata? Cioè, cos'è che ti ha fatto crescere? Sebbene io non abbia avuto una vicenda così interessante e per fortuna nemmeno così drammatica, però condivido con Gigio, per una questione d'anagrafe, perché alla mia età, decisamente come risposta la scoperta del mondo fuori, non la scoperta della doppiezza dei genitori o del fatto che hanno avuto una vita prima che tu nascessi. Quella è una scoperta che ho fatto dopo, da grande, quando sono diventato genitore io e ho visto che i miei figli mi vedevano come se fossi nato insieme a loro e non avevano idea di tutto quello che avevo fatto prima. Questa è stata una scoperta che ho fatto più in là. Ma soprattutto negli anni 70, se cominci ad aprire la porta della musica, del fumetto, come fa lui, ti ritrovi in un territorio dove i tuoi genitori spariscono.
perché nessun genitore degli anni 70 sapeva chi fosse David Bowie, e se lo vedeva non è che fosse molto contento che suo figlio o sua figlia ascoltasse la musica di questo vestito da donna, tutto truccato. E il fumetto è lo stesso, cioè Linus, che viene citato più volte perché è lo strumento con cui questo ragazzino passa dalle strisce di tiramolla alle graphic novel. Linus era un mensile dove c'era tutto, ed era un mensile di controcultura, cioè se uno voleva leggerlo tutto, leggeva delle cose politiche, di cultura generale, di cinema, di teatro. Era uno strumento veramente ricco, e anche quello era a disposizione dei giovani. I genitori non leggevano Linus, e questo è stato quello che anche io ho condiviso con Gigio, cioè il fatto di compi quel passo e ti ritrovi grande, perché i tuoi genitori non sono lì né a proteggerti né a discutere, proprio è un territorio dove loro non ci sono. Nella trasformazione di Gigio ho notato una cosa che mi ha colpito, che per me è interessante, che anche quando scopre l'amore, quindi una forza attrattiva che lo trascina nell'età adulta, no? Rimangono in lui fortissime le sue passioni di bambino, tipo lo sport, moltissimi sport. Ho riflettuto sul fatto che forse è una condizione in cui anche i maschi adulti continuano a trovarsi. Mi sembra una specie di lotta tra l'individualità e la coppia, no? Il piacere individuale e il piacere condiviso con la compagna, il compagno, insomma, con un altro. È così? Beh sì, è proprio così. E c'è a un certo punto Gigio, che racconta adesso, quindi da grande, lo fa notare che si rende conto a un certo punto di quell'estate che quella sua passione per lo sport, per gli sport, per gli almanacchi, per le figurine, in realtà era un'ossessione tale e quale a quella di suo padre con la vela, e cioè qualche cosa che, detto con un linguaggio adulto ovviamente, e lui lì ne ebbe solo a quel tempo un sentore, passi dal quello che si chiama lo sfera del piacere a quella del godimento, e cioè non ti basta più avere la passione per la vela e praticarla, devi trascinarci dentro qualcuno, un'altra persona per cui tu hai passione, tuo figlio. Così che se non fai le due cose insieme, se stai solo con tuo figlio, ti manca la barca a vela. Se stai solo in barca a vela, ti manca tuo figlio. E questa è la stessa condizione che sperimenta lui quando si ritrova nella situazione più ideale possibile, perché questa ragazzina di cui lui è innamorato, a sua volta lo accetta, è attratta da lui, passa tutto il tempo con lui, ma lui vuol vedere le Olimpiadi alla televisione e comincia a idealizzare la forma perfetta di felicità nel guardare le Olimpiadi insieme a lei, che invece lui si accorge produceva però in lui già allora, e adesso sa cos'è, un'inquietudine che prima, quando stava solo con lei e non pensava alle Olimpiadi, non c'era. E in quello lui ribadisce di nuovo che questa ragazzina era più avanti, perché questa ragazzina non gliene fregava nulla delle Olimpiadi, stava bene con lui e non avrebbe cambiato di una virgola quello stare, mentre in lui sopravviveva questa ossessione che fino a lì però era stata anche un po' una manna dal cielo, perché lui, come dicevamo, faceva una vita di paese. Negli anni 70 aveva pochi amici e s'annoiava tanto. Negli anni 70 ci s'annoiava, cioè la noia. Adesso i ragazzini non sanno cosa sia, ma era una brutta bestia, soprattutto quando era finita la scuola, soprattutto durante le vacanze. E lui la noia la sconfiggeva con alcuni strumenti, tra i quali le figurine, lo sport, ascoltato alla radio, eccetera, era quello principale. Solo che non si era limitato a usarlo questo strumento, ne era diventato in qualche modo schiavo, e senza saperlo, perché non aveva mai avuto un'alternativa. Adesso che c'ha l'alternativa riesce a provare comunque il desiderio di vedere le Olimpiadi mentre sta con lei. Ed è la stessa cosa, lo nota a un certo punto, che prova suo padre nel voler stare con lui, ma anche in barca, sempre, perché se no non va bene. Dicevamo che c'è questo evento praticamente alla fine del libro che crea una spaccatura, c'è un prima e un dopo, non solo nel tempo ma anche nello spazio e negli affetti. E Gigio Bellandi, che ci racconta la sua storia ormai da grande, dichiara di farlo per poter rispondere a una domanda che lo tormenta da 50 anni. La domanda è questa: ero in grado di cambiare il corso degli eventi?
Al di là di tutto, mi sembra che sia una grande dichiarazione d'amore e un atto di immensa fiducia nel potere della scrittura. Sì, perché poi lui dice che per arrivare a questa risposta lui deve ricostruire tutto, ed è per questo che l'avvenimento funesto sta così in fondo, con molta generosità e con molta attenzione, perché solo, dice, nel raccontare che si possono realmente comprendere e vedere le cose. Se le ricordi e basta tra te e te, perché è un ricordo tuo, tiri via. E quindi quella risposta non arriverà mai, perché te devi capire dove, se mai c'è stata, era l'occasione per te di farti sentire e influire sul corso delle cose. Ma se non le ricostruisci con attenzione, e questo si può farlo solo, lui dice, nel racconto, per qualcun altro, che ci debba credere, che debba seguirlo come fosse appunto una storia con un capo e una coda, solo in quel modo lui riesce a trovare una risposta. Poi si accorge che sì, forse c'era la possibilità per lui, ma che le cose poi da lui influenzate potessero andare meglio o non addirittura peggio, di quello non c'è nessuna certezza, per cui si tiene quello che gli è capitato, e questa è la grande, diciamo, anche il grande orgoglio di Gigio Bellandi vecchio, che racconta alla fine di non aver colpevolizzato nessuno, di non aver rovinato la propria vita né quella degli altri, di avere accettato. Certo, però, che ce ne mette del tempo, ed è tutto il tempo che io non racconto, che salto, perché è un altro romanzo, è tutta un'altra storia. Questo appunto, metterci tutto questo tempo anche a raccontare, quindi questa lentezza. Lui a un certo punto dà conto di questa lentezza e lo fa raccontando un episodio drammatico di cui sua moglie è stata testimone. Ce lo vuoi raccontare? Ci vuoi spiegare? Beh, è un episodio che lui può raccontare proprio perché non lo ha visto con i propri occhi. Sua moglie, che l'ha visto con i propri occhi, ne è rimasta talmente sconvolta che dopo averglielo raccontato lì per lì piangendo, tornando a casa, sono in vacanza, sono in Irlanda, è tutto un altro mare, è tutto un altro tempo, dopo averglielo raccontato non ne parla mai più. Lei assiste a una tragedia che si compie sulla spiaggia, in un posto molto bello nella contea di Galway. Chi è stato in Irlanda sa a cosa mi riferisco: spiagge bianche, dune, di due ragazzi, non due bambini, che si sono messi a scavare non una buca ma un tunnel, con l'idea di passare sotto le dune e andare alla spiaggia di là, con dei picconi, con delle cose, e procedendo in maniera, diciamo, professionale, come fanno di solito gli archeologi, perché uno dei due è figlio di un archeologo. E però quando sono dentro, questa buca è già profonda 2 metri e larga come un cratere, si produce un crollo, uno rimane sotto e l'altro rimane con la testa fuori. Solo che se ti avvicini per tirarlo fuori, questa sabbia che è smottata sale, proprio di contrappeso, e il ragazzo muore pure lui. E quindi bisogna muoversi con un'assoluta lentezza, levando la sabbia e mettendosela dietro. Questo lo dice il padre uno dei due, quello, l'archeologo. Per cui viene descritta questa scena di queste persone che avanzano carponi lentissimamente nell'urgenza più assoluta, perché il ragazzo che ha la testa fuori urla che c'è quell'altro sotto, e siccome lui non l'ha vista questa scena e quindi non gli si è impressa nell'inconscio come uno spettro, come è successo a sua moglie, lui ha potuto farne addirittura un emblema, non tanto per mitizzare la figura di questo padre archeologo che dice a tutti di fermarsi perché non si abbia a raddoppiare il danno, ma soprattutto di questo metodo di avvicinamento molto lento a una cosa che invece reclamerebbe fretta, perché in quel modo rischi di ammazzarla quella cosa se la raggiungi troppo presto. Ed è un po' quello che cerca di fare lui, appunto, raccontando le cose senza parsimonia, con molta attenzione a tutti i particolari. Primo, perché come dicevamo, in questo modo lui cerca di capire dov'è, se c'è una piega nella quale non ha messo ma poteva mettere il suo dito e cercare di arginare questo disastro, ma anche perché si capisca che cosa lui perde, perché tutte le cose che vengono raccontate praticamente per lui sono viste e vissute per la prima volta e sono dunque l'esordio nella sua vita emotiva, sentimentale, autonoma, fuori da quel bozzolo che è la famiglia.
E lui arriva a dire, e io sono convinto di questo, che per fortuna ci sono state quelle settimane che hanno reso le conseguenze di ciò che accade ancora più dolorose, perché perde del suo e ha fatto in tempo ad avere qualcosa di suo, ha fatto in tempo a amare, ha fatto in tempo a conoscere cose che i suoi genitori non conoscono, e in questo modo ha potuto ricominciare dalle rovine di quello che aveva perso, perché l'aveva già conosciuto. Se non avesse fatto a tempo a provare qualcosa di suo, quello che è successo sarebbe successo lo stesso, e forse sarebbe stato uno di quelli, oggi si dice ragazzi interrotti, che non hanno fatto a tempo a sviluppare qualcosa di autonomo e lo perdono. E quindi lui alla fine benedice tutti quei particolari che racconta proprio come una delle ragioni della salvezza, del fatto che al male che gli capita dopo un po' di tempo, lui sia riuscito poi a contrapporre un'uscita, un bene, una salvezza. E questo rende necessaria una certa lentezza nel racconto. Una delle cose che Gigio capisce nell'epilogo di questa storia è che di loro, dei bambini che erano, non importa davvero niente a nessuno. I loro desideri, i loro bisogni non sono importanti e non lo sono nemmeno per i loro genitori. È un classico, no? Finché le cose vanno bene, si ha tutta l'attenzione del mondo per i bambini. Quando c'è un problema, e di solito è un problema di adulti, non sono mai i bambini a portarlo il problema, sono gli adulti a portare il problema dentro la famiglia, allora a quel punto i bambini sono soltanto, si fa per il loro bene, si agisce per il loro bene, qualsiasi cosa viene fatta, a volte anche delle cose orrende, per il loro bene, però non sai qual è il loro bene, perché per esempio non ti poni il problema che tuo figliolo di 11 anni o di 7 sia innamorato. Perché se è innamorato il suo bene non passa soltanto attraverso la concordia della famiglia, le decisioni, ci spostiamo o non ci spostiamo, ma la possibilità, questo amore, di viverlo, questa personcina, di vederla, no? Perché per un bambino o una bambina essere cambiati di città o di quartiere e quindi di scuola potrebbe voler dire il cuore spezzato. E il cuore spezzato è un cuore spezzato anche se c'hai 7 anni, anche se ce n'hai 11, solo che a 20 anni lo capiscono tutti che c'è il cuore spezzato e quindi c'è un'attenzione. A 7 non viene concepito che questo sia uno dei temi sul tavolo e quindi te lo devi tenere per te. Anzi, addirittura ti ci senti anche un po' in colpa ad avere un cruccio tuo che nessuno sospetta perché si aspettano che tu ne abbia altri. Però anche qui io sostengo che è un po' una salvezza questa. Avere dei crucci tuoi che nessuno si aspetta perché la sensibilità e le emozioni dei bambini non è vero che vengono magnificate, vengono sempre sottovalutate all'atto pratico, perché quando si prendono le decisioni di solito quelle cose non vengono neanche prese in considerazione. E allora il fatto che si impongano sul tuo stato d'animo con quella perentorietà è anche un po' un modo di ripetere appunto sì, però io, non sono il greggino di 1, 2, 3, 4 figli che li portiamo di qua, gli diciamo questo, li rassicuriamo. Io sono io e la mia inquietudine è la mia inquietudine. Quando questa cosa accade, certamente intorno c'è tempesta, non è un bel momento, però è il primo vero passo che uno fa verso se stesso. E il distacco dai genitori, intesi proprio come in questo caso i portatori del problema, diventa fondamentale, perché altrimenti rimani legato da un senso di colpa, colpevolezza, vittimismo, però non esci da lì, rimane in vita un legame troppo forte con la madre, con il padre, quando invece è norma che a una certa età questo legame si spezzi o comunque si trasformi, ecco. E spesso anche adesso, insomma, certe cose dei bambini vengono sottovalutate, soprattutto l'amore, soprattutto i bambini innamorati, e ce n'è. Io ero innamorato a 7-8 anni e ricordo che soffrì tantissimo quando questa bimba andò via, lasciò la città perché il padre era banca, via, e io non l'ho mai più rivista questa, ma per un po' di tempo soffrivo, io andavo a scuola e stavo male. E a chi lo vai a dire? Perché nessuno sospetta una cosa del genere, che già a 8 anni si possa soffrire d'amore.
E invece sì. E questa è una sensibilità che quasi nessun genitore ha, soprattutto quando ha i problemi suoi, soprattutto quando si sta contribuendo a creare il problema o a cercare di risolverlo, ma è un problema adulto. Quindi crescere vuol dire anche iniziare a pensare a sé. Ma sì, a cominciare a sentirsi in colpa perché sei uscito fuori da quello che ci si aspettava da te. E quel senso di colpa lì è, ripeto, è salvifico, perché ti dà la prova che non sei tutto lì dove ti credono gli altri, che hai fatto in tempo a sgusciar fuori, ed è quel fuori dove tu dovrai vivere il resto della tua vita, indipendentemente da quello che ti succede. Quello che Gigio perde, lui lo dice, ne è consapevole, l'avrebbe perso comunque. Non è che questa ragazzina sarebbe diventata sua moglie, la madre dei suoi figli, avrebbe perso tutto comunque, anche perché lui scrive adesso, parla adesso di un tempo che anch'io ho vissuto, e di quel tempo non c'è più nulla. Io ho scritto un romanzo storico, perché non esiste più niente di quello che io sto raccontando, quindi l'avrebbe perso comunque. Però il modo in cui l'ha perso ha rischiato di non fargli vedere mai più nulla. Invece aveva fatto a tempo a vedere, aveva fatto a tempo a sbirciare fuori da questo nido, e quindi dopo aveva un posto dove andare a cercare di riprovare certe cose, indipendentemente da quello che avevano fatto, le balordaggini che erano diventate drammatiche all'interno della sua famiglia, i grandi, gli adulti, i genitori degli altri. Era qualcosa che evidentemente Gigio Bellandi non sapeva di poter contenere, e nel momento in cui scopre di poterlo contenere lo perde, ma adesso sa che lo può contenere. Abbiamo dato voce a Settembre Nero di Sandro Veronesi, La nave di Teseo Editore. Voce ai Libri è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini, la cura editoriale è di Francesca Milano, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci, il project manager è Marco Paltrinieri, il producer è Alex Peverengo, il coordinamento della post-produzione è di Matteo Scelsa, il fonico di studio è Luca Posse.